Buongiorno e bentrovati con A Voi la Linea. Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi è intervenuto oggi a Trieste all'ospedale di Cattinara per ringraziare gli specializzandi che hanno preso parte alla campagna vaccinale. Ha fatto il punto su questo e sul Green Pass. Sentiamolo. Intanto non credo che questa possa essere la solita posizione, le posizioni muscolari che si scontrano l'una con l'altra. Io penso che la politica deve trovare le condizioni di un'intesa rispetto a questo, sapendo quanto è importante vaccinarsi o essersi vaccinati, quanto è importante la libertà delle persone e quanto può essere sostenibile in questo momento la non vaccinazione. Credo che sicuramente bisognerebbe partire dalle condizioni di maggior assembramento. Le condizioni di maggior assembramento per essere messe in sicurezza non possiamo pensare di mettere le persone una attaccata all'altra con la possibilità che queste possano vaccinarsi possano contagiarsi perché uno si è vaccinato e l'altro no. Quindi sicuramente i luoghi di grande assembramento secondo me non possono essere messi in discussione. Poi questa è funzione dell'andamento del contagio ed è funzione anche dell'andamento della campagna vaccinale, quindi è evidente. Io sono dell'opinione che quando ti vaccini non lo fai per te stesso e basta, ma lo fai anche per la sicurezza degli altri. Quindi è chiaro che dovesse alzarsi il contagio, dovessimo avere dei ritardi nella campagna vaccinale, l'elemento del Green Pass diventa importante e secondo me va applicato a partire dalle condizioni di maggior assembramento per scalare in relazione a quelle che saranno le esigenze che si presenteranno. Questa è la linea delle regioni, quindi quella proposta da Federica, ovvero più sale il contagio, più aumentano le restrizioni per il Green Pass. La linea di Federica è una linea come sempre intelligente ed equilibrata. Noi lavoriamo rispetto delle condizioni per le quali oggi ci sono dei luoghi che non possono essere frequentati, allora cominciamo ad applicare il Green Pass in quei luoghi, apriamoli, ma apriamoli alle condizioni di consentire alle persone che sono vaccinate di entrarci. Mi sembra un buon modo per trovare la strada giusta anche per convincere quella quota parte di persone che ancora non sono vaccinate. Sembra quasi una cosa inspiegabile. Noi in questa regione siamo alla testa delle classifiche per quanto riguarda la vaccinazione del personale scolastico, mentre siamo nelle code del personale sanitario. Io mi auguro che, anche se stiamo vedendo dei segnali positivi, siamo partiti con dei numeri, questi numeri si stanno riducendo, però c'è una non adesione importante del personale sanitario. Se non partiamo dal presupposto che il vaccino è una delle soluzioni, soprattutto anche per assistere la salute delle altre persone, io penso davvero che significa che quelle persone probabilmente non hanno fatto la scelta professionale giusta, al netto delle condizioni di salute delle persone, perché se ci sono delle persone che hanno delle condizioni di salute che non consentono loro di potersi vaccinare, questo ovviamente deve essere garantito e messo in sicurezza. E a margine di questo intervento, sempre il vicepresidente della Regione Riccardi ha parlato anche della questione mense, rispondendo agli attacchi del consigliere regionale Liguori sulle sue responsabilità sulla vigilanza. Il vicepresidente ha sottolineato come il fattore economico non può essere l'unico indicatore per le gare d'appalto. Guardi, ho letto una dichiarazione irresponsabile di un consigliere regionale che, come si alza la mattina e trova qualcosa da dire che non va, addirittura chiedendo a me perché non mi sono occupato di queste cose. Lì c'è un contratto, c'è un'indagine in piedi, io non è che posso occuparmi di queste cose. Certo, i dipartimenti di prevenzione devono occuparsi della rigorosa applicazione di quelle che sono le regole. Se in questo caso ci sono delle cose che non hanno funzionato, è giusto, e questo lo deciderà l'autorità giudiziaria, che le responsabilità vengano individuate. Io, per quel che riguarda le mie responsabilità dirette, ho fatto quello che dovevo fare per quel che riguarda la ristorazione ospedaliera. C'è un bando in corso, c'è un lavoro di un certo tipo importante, parliamo di numeri importanti, parliamo anche però della vita delle persone. Io non credo che si possa ridurre tutti questi aspetti a un fatto economico. Il valore economico è un valore importante, ma non può essere quello a dare la linea quando parliamo di garantire una corretta alimentazione delle persone, siano essi bambini, siano essi anziani.
E andiamo adesso con la nostra Paola Treppo e Fabio Di Bernardo a Tarpezzo di San Pietro al Natisone, dove una famiglia si trova ancora senza casa a seguito di un evento alluvionale che risale ai primi giorni di giugno dello scorso anno. Oltre al disagio di non poter utilizzare la propria abitazione, anche il peso di dover mettere in sicurezza un versante instabile, indebitandosi. Ecco, la frana che vedete alle mie spalle, o meglio la scogliera che andrà a riparare la frana che vedete alle mie spalle, risale ai primi giorni dello scorso anno, quando la zona delle Valli del Natisone, siamo a Tarpezzo, e appunto ha danneggiato il versante e ha reso inagibile l'abitazione di una famiglia del posto. Vediamo insieme al proprietario Luciano Petricic qual è stata la situazione che li ha costretti a uscire dalla loro abitazione dove non possono tornare tuttora. Cosa era successo? Dopo un anno e qualcosa stiamo incominciando a vedere qualcosa di lavoro. Io sono contentissimo perché mi dispiace praticamente un anno essere fuori casa e la protezione civile non è venuta, perché doveva essere un muro prima da dietro casa fino qua su in fondo, doveva essere stabilito. Però nell'ultimo, a maggio quest'anno, praticamente mi ha detto che bisogna arrangiarsi da soli. Questi qua sono eventi che non possono essere fatti in questi sistemi, perciò io dico solo una cosa: per entrare in casa mia faccio questo ed altro, per l'amor di Dio. Una cosa voglio dire, faccio i miei complimenti al nostro sindaco qua presente, Zufferli, mi ha dato una mano, e dopodiché praticamente faccio un appello anche al signor Comelli, perché era citato anche lui e ci ha dato una mano anche lui, vedo io, passo io e vi aiuto. Con più voglio citare anche la signora Giulia Marmi, che mi ha dato un aiuto tramite le pietre per fare la scoriera. Ecco, in buona sostanza, che cosa è successo? La Protezione Civile ha avviato una serie di sondaggi subito dopo il cedimento del versante e ha presentato alcuni mesi dopo un piano per la messa in sicurezza di tutto il pendio. Vediamo dalla parte più alta che c'è proprio il distacco, il movimento della terra. Una parte del lavoro sarà eseguito dalla Protezione Civile, mentre la parte di lavoro che è a ridosso dell'abitazione della famiglia è in carico completamente come costo alla famiglia, che ha dovuto anche accendere un mutuo pur non entrando nella propria abitazione. Per motivi di sicurezza è stato tolto anche il bombolone del gas GPL, per cui tra l'altro la famiglia in questo momento non ha il gas, giusto Luciano? Bravissima, sì, difatti in quel momento lì ci hanno fatto togliere anche il gas praticamente, perché ha detto è una cosa inagibile, dopodiché siamo usciti fuori di casa immediatamente. Ecco, allora una situazione di difficoltà, un appello per riuscire a risolvere questa situazione, signor Sindaco, senza pesare eccessivamente su questa famiglia, insomma, che ha dovuto addirittura indebitarsi per riuscire a rientrare nella propria casa, insomma, che ha costruito con tutto quello che ne comporta. Sì, l'evento è del 5 giugno. Successivamente sono avviate tutte quelle procedure per capire com'è la situazione e anche come muoverci. L'intenzione della Protezione Civile inizialmente era di fare quell'intervento come ha citato il proprietario, dopodiché c'è stata anche una commissione da parte di Roma a verificare se c'erano le condizioni perché abbiamo diverse situazioni su tutto il territorio. Abbiamo avuto una situazione veramente particolare perché sono caduti 275 mm di acqua in poche ore, quindi ha danneggiato in diversi punti, tra cui questo è uno dei tanti punti, e c'è stata come dicevo prima, c'è stata una commissione da parte della Protezione Civile Nazionale che ha esaminato un po' tutta la situazione, ha raccolto tutta la documentazione a disposizione dell'amministrazione e di conseguenza si attendeva una risposta se veniva riconosciuta questa zona come calamità. Dopo circa un mese fa ho saputo che effettivamente questa, non è stata riconosciuta e di conseguenza, come ha citato anche il Petricic, l'intervento per la sicurezza della propria abitazione non è più riconosciuto come intervento della Protezione Civile, ma è a carico del privato.
Tuttora vige un'ordinanza di sgombero fino a quando non vengono fatti determinati lavori come sono previsti da chi di questo momento li gestisce, mai non può entrare. Ecco, quindi questa è la situazione in cui ci si può trovare purtroppo, come ha detto il sindaco, se le aree comunque danneggiate dal maltempo non rientrano in zona di emergenza. Allora qui da Tarpezzo, San Pietro al Natisone è tutto. Il comitato Salva Lago lancia l'allarme sullo stato di salute del lago di Cavazzo, 2 anni dopo la promulgazione di una legge regionale ad hoc per la salvaguardia del bacino idrico. Dicono nulla è stato fatto e il lago muore giorno dopo giorno. Franceschino Barazzutti, presidente del comitato, propone la soluzione per aiutare sia Cavazzo che il tagliamento. Barazzutti, 2 anni fa esce la legge regionale sul lago di Cavazzo, sulla necessità di riportarlo allo stato naturalistico originale, ma dopo 2 anni non è cambiato niente. Sì, ma quella legge diceva qualcosa di più, stabiliva i criteri, ma che significa non solo ripristinare la naturalità e la fruibilità anche turistica, ma diceva una legge precedente, di cui questa è emanazione anche, cioè il piano regionale di tutela delle acque, che va studiata la fattibilità di una condotta bypass che catturi le acque di scarico della centrale di Somplago e le porti a valle del lago, bypassandolo. Scarica acque gelide che provengono da quote elevate e dopo 80 km di percorso in galleria e trasportano fango, perché i torrenti che sono stati derivati in Carnia sono torrenti che quando piove portano con sé fango che si è depositato sul fondo, che ha ammazzato ogni forma di vita sul fondale e il lago è morto. Allora si è individuata la causa e si deve individuare anche come si rimedia a queste. Non è stato fatto niente. Allora noi facciamo un appello, un invito, una preghiera, una richiesta a tutte le istituzioni del Friuli, un istituto prestigioso come l'Istituto di Scienze Marine, di Ricerche Marine di Bologna, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è il top, il massimo in scienze pubbliche dello Stato, ha consegnato una batrimetria del lago, cioè con tutto il fondale, e hanno studiato quanto fango c'è sotto, eccetera, tutto quanto. Il lago è una grande risorsa per quel comprensorio lì, per l'intero Friuli. Noi vogliamo che torni bello, pescosissimo, con acque tiepide, in cui la mia generazione, tutta l'estate da maggio a ottobre, le vacanze le trascorreva laggiù, a pesca, bagni. Si può tornare indietro a questa situazione idilliaca che descriveva lei? Nella misura si può, o una condotta in tubatura appoggiata sul fondo del lago, o una galleria che prenda lo scarico alla centrale e lo porti giù a valle del lago, tonificando quindi le portate del tagliamento. E allora bisogna affrontare quello snodo idrico lì, lago di Cavazzo, tagliamento. Con di più il Consorzio Ledra Tagliamento di Bonifica intende proprio una derivazione per dare acqua di irrigazione al Friuli. Non si nega, però si risolvano contemporaneamente tutti i problemi. Allora si chiede alla Regione che affronti come risolvere tutti i problemi con giudizio, per bene, come abbiamo fatto nella ricostruzione del terremoto. Io sono un sindaco della ricostruzione del terremoto. Il problema della risorsa acqua in quel punto lì. Piccolo stacco pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci di nuovo assieme con A Voi la Linea. Inizierà il 29 luglio la Carnica Ultra Trail, che oltre alla competizione singola e a squadre, quest'anno potrà vantare un evento speciale. Infatti Marcello, l'organizzatore, trasporterà per i 4 giorni di corsa Matteo, un ragazzo che dalla nascita soffre di tetraparesi spastica. Correre non per sé ma per gli altri, è quello che fa Marcello con Matteo. Una novità quest'anno per la Carnica Ultra Trail,
perché porteremo Matteo, che è un ragazzo speciale, a percorrere tutto il percorso della traversata carnica. È un ragazzo speciale perché soffre di tetraparesi spastica dalla nascita, ma questo non ha fermato la sua voglia di vivere, la voglia di fare, e l'entusiasmo che ha è veramente contagioso. Per cui quando mi è stato proposto di fare questa cosa, la traversata carnica, la Carnica Ultra Trail, veramente ci ho pensato 2 secondi a dire di sì, e quindi ci siamo imbarcati in questa avventura che sarà per lui, ma anche, sono sicuro, per tutti i partecipanti alla Carnica Ultra Trail, un'esperienza da ricordare, un'esperienza unica. Un'esperienza anche per gli altri di solidarietà, beneficenza. Beh sì, tutto il progetto che riguarda la Carnica Ultra Trail ha come scopo la raccolta di fondi per borse di studio sportive da erogare a ragazzi della nostra comunità. Per cui è un correre per gli altri, perché proprio ci si mette cuore, gambe e polmoni per ottenere un risultato che non è solo quello di tagliare un traguardo, ma è quello di dare una possibilità a chi magari questa possibilità, in questo caso di fare sport, non ce l'ha. Come è nata questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è nata 5 anni fa, nel 2016, ed è nata dal desiderio del sottoscritto di mettere a frutto la passione per la montagna e per la corsa in montagna. Quindi siccome un sogno che avevo da ragazzo, da camminatore della montagna, era quello di percorrere la traversata carnica, ho deciso di percorrerla tutta in un tiro, e quindi io facevo i chilometri e cercavo aziende che li comprassero per poi finanziare appunto le borse di studio. È stata un'avventura un po' così da pazzi, perché mi sono inventato tutto, a parte il correre, ma trovare gli sponsor, trovare la parte logistica e via dicendo. È andata bene il primo anno, quindi abbiamo ottenuto una quindicina di borse di studio, se non ricordo male, coinvolgendo il territorio di Codroipo e dei comuni limitrofi a Codroipo, grazie anche ai servizi sociali, alle varie associazioni del territorio. Siamo riusciti appunto a fare in modo che 15 ragazzi potessero usufruire di queste borse di studio e frequentassero un anno di sport a loro scelta. La Carnica Ultra Trail, che è una corsa del tutto particolare, perché è una corsa che si fa innanzitutto a squadre, si fa a tappe, perché in 4 giorni i partecipanti vanno da San Candido a Tarvisio, ma soprattutto la corsa non è competitiva, non c'è una classifica, non c'è un primo, non c'è un ultimo, perché lo spirito è sempre stato quello dell'andare in montagna con lo spirito di chi va in montagna, non di chi corre. Poi se si corre ci si diverte tanto meglio, ma soprattutto lo spirito è quello di correre per qualcun altro, e quindi la classifica diventa una cosa secondaria. Questo non significa che per i partecipanti poi non ci sia lo spirito agonistico, perché poi in realtà tra le squadre spesso e volentieri c'è questo sano agonismo che porta a sfidarsi uno gli altri, ma comunque in ogni caso la cosa che solitamente si trova nelle altre gare di corsa in montagna non c'è un primo, non c'è un ultimo. Come vi siete trovati con Matteo? Come è nato l'incontro? Allora, Matteo, in realtà l'incontro e il gancio è stato un partecipante alla Carnica Ultra Trail che faceva parte di un'associazione appunto che spingeva ragazzi in carrozzina, e lui ha partecipato alla Carnica Ultra Trail sin dalla prima edizione. Quindi quest'anno, un mese e mezzo fa, quando mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, io ho questa idea, vorrei portare Matteo a fare questa cosa, da lì è partito tutto. Poi ho conosciuto Matteo, ci siamo conosciuti con i suoi genitori, però il merito va appunto a Giorgio, che è questo ragazzo che dedica tutto il suo tempo a spingere e portare i ragazzi a correre mezze maratone e maratone in giro per l'Italia, e la sua passione per la montagna e per il trail ha fatto in modo che anche Matteo potesse vivere questa esperienza. State per regalargli un'esperienza unica. Sì, perché, e lo dico senza paura di essere smentito, perché Matteo ha comunque un'esperienza ha un medagliere che io non avrò mai. Ha partecipato a mezze maratone e maratone in giro per tutta Italia e Europa, però il trail non l'ha mai affrontato, l'ultra trail men che meno, per cui sicuramente sarà per lui un'esperienza nuova, ma io sono convinto che l'esperienza Matteo saprà regalare qualcosa di più a tutti quelli che lo circonderanno in quei giorni, a partire dagli atleti che lo spingeranno in questa avventura, ma anche
agli atleti che parteciperanno come squadra alla Carnic Ultra Trail. Sarà sicuramente un insieme di emozioni che vivrà Matteo in primis, ma poi inevitabilmente tutti gli altri. Potenziare l'offerta di servizi pubblici di assistenza domiciliare per riuscire a prendere in carico almeno il 10% della popolazione over 65. È una delle principali richieste che lanciano alla Regione i sindacati dei pensionati di CGIL, UIL e del Coordinamento Pensionati del Lavoro Autonomo. A spiegarci il contenuto di un accordo che guarda in questo senso è Roberto Treu, segretario generale SPI CGIL FVG. Un importante accordo oggi tra le segreterie regionali di SPI, CGIL, WILP, UIL e il coordinamento pensionati del lavoro autonomo CAPLA Friuli Venezia Giulia su assistenza domiciliare e case di riposo. Quali sono i contenuti di questo accordo? Beh, innanzitutto è importante l'accordo in sé, che vede unite tutte queste organizzazioni che rappresentano oltre 150.000 pensionati nel Friuli Venezia Giulia, e poi perché vogliamo affrontare e dare un contributo a quello che è l'elaborato e sarà l'elaborato della Regione per quanto riguarda la condizione degli anziani. Prima di tutto, dall'esperienza della pandemia abbiamo visto che il dramma che c'è stato nelle case di riposo, soprattutto nella prima ondata, dove siamo stati come Regione fra quelle che hanno avuto il maggior numero di morti e di contagiati. È chiaro che da quell'esperienza va cambiata la questione, prioritariamente va rafforzato il sistema domiciliare, cioè lasciare l'anziano, consentire all'anziano di rimanere nella propria casa, ma godendo anche di tutti i servizi sociali e sanitari annessi, che devono essere pertanto rivisti, potenziati, come è previsto dalle misure del Ministro Speranza e come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Serve un servizio territoriale pubblico più efficiente, più strutturato, e pertanto servono anche degli investimenti in questo senso, sia nel settore sociale che nel settore sanitario. Questo per permettere alla persona anziana di rimanere il più possibile nel proprio domicilio e ricorrere alla casa di cura privata solo, o di casa di riposo pubblica o privata, solo nel caso in cui non ci siano più le condizioni. Anche lì chiediamo, anche qui c'è stato un dato appunto fortemente negativo, con la pandemia chiediamo che siano modificati i criteri di accreditamento di queste case di riposo, ovvero che le regole possano essere più a misura dell'anziano, delle persone, sia sul sistema sanitario, con camere a una o due stanze, con percorsi dedicati, con sale dove è possibile fare la convivenza, dove è possibile fare anche altre attività, e avere in queste strutture un servizio pubblico sanitario presente, efficiente. In fin dei conti queste persone hanno pagato tutta la vita per avere un servizio sanitario, e pertanto è opportuno che il servizio sanitario entri anche nelle case di riposo, con ciò riducendo anche la retta per le famiglie per rimanere in queste case di riposo, e questa retta, come avviene in altre regioni, viene abbattuta per quasi il 50%, pertanto un grande risparmio per le famiglie. Analogamente chiediamo che ci sia su questo un ragionamento sulla qualità dei servizi, e ci sia anche su questo un osservatorio territoriale che possa monitorare, con la presenza anche dell'associazione dei familiari, con le organizzazioni sindacali, con la Regione, monitorare l'andamento e la situazione di ogni casa di riposo per migliorarla e per renderla effettivamente efficiente. Questo comporta anche una qualità del personale che vi opera, e pertanto la necessità che ci sia una qualificazione ulteriore per il personale che vi opera, e anche condizioni contrattuali non di sfruttamento, come avviene in tanti casi in cui i lavoratori sono non qualificati e si trovano a dover fare mansioni e compiti assolutamente superiori a quelle che sono le loro capacità e professionalità. Pertanto un riordino, un ripensiero su tutte queste questioni che consenta di effettivamente presentare agli anziani della nostra regione una possibilità di una vecchiaia, anche quando si diventa più fragili e più in condizioni di salute più precarie, di avere sia nell'assistenza domiciliare, nei centri diurni, nelle case di comunità, nella casa della salute territoriale, negli infermieri territoriali, un supporto che aiuti queste persone a rimanere il più possibile a casa, e se vanno poi alla fine in una struttura di casa di riposo, questa sia prevalentemente pubblica, ma se privata sia controllata e sia pertanto in grado di assicurare servizi adeguati alle persone.
E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.